Ciao, io sono Google Maps. Il gatto da guardia di Massimiliano. Non so se hai mai fatto con l'app ETA, che è quella che è quel permesso che serve per entrare nel Regno Unito. Allora, praticamente di quei passaggi da FBI, quindi riconoscimento biometrico, foto del passaporto, lettura del chip del passaporto, eccetera eccetera, quando farà a volte la semplicità, bastava essere neri per entrare col barcone senza spendere schede passaporti, ETA e cagaie varie. Ok, ho fatto anche sto ETA, 19,26 €. So che non interessa a nessuno, io avrei tutto pronto per partire per la Scozia adesso fra un mese, perché vorrei partire il 1° aprile. Solo che vabbè, le poste mi hanno perso la carta di credito e il bancomat, quelli che dovevano arrivare a seguito del furto, e vabbè, mi sono messo in testa che volevo cambiare il computer di lavoro, solo che dovevo uscire il 28 gennaio, oggi è il 30 gennaio, c'è un silenzio stampa e ci sono stati problemi, vabbè, con le produzioni degli M5 Max, e quindi niente, vabbè, so che ripeto, non interessa a nessuno, però preferivo partire con la macchina da lavoro nuova, insomma, ecco, tale da non avere il pensiero non vedo l'ora di tornare indietro perché ho il computer nuovo, hai capito? Per carità, al limite si può anche ritardare di un mese, per quello sì, cioè ritardo di un mese, sto un mese in più, sì, per carità, per carità. Vi racconto così giusto per curiosità. Questo ETA è una certificazione elettronica dove tu dichiari di non essere terrorista, di non aver commesso crimini in Inghilterra, all'estero, eccetera, eccetera, e viene fornito anche la tua foto, la copia del documento, una sorta di censimento di chi entra nel Regno Unito, no? Di chi entra nel Regno Unito e non proviene dall'Africa. No, non è razzismo, è vero, Fioi, è vero, porca troia, dai. Ad ogni modo, la curiosità sta nel fatto che non è che ti verrà rilasciato un documento, una tessera, un'app, cose particolari. L'app serve solo per fare la registrazione. Viene associato il tuo nome al passaporto. Ok, quindi semplicemente un po' come quei parcheggi quando dai la targa, hai capito? Anche se non hai biglietti, cose varie, eccetera, semplicemente il lettore del parcheggio o quello che passa a dare le multe vede la targa è registrata perché l'hai scritta nella macchinetta e basta, ok? Quindi viene semplicemente associato il tuo passaporto a te. Oh my gosh! Qua ho trovato la fattoria con la capanna dove andavamo a pesca e a caccia a Tenebraiz. Effettivamente poi vedi è vicina al discorso del peschereggio. Io qua ricordo l'entrata, c'era un laghetto, che ho le foto di questo laghetto ghiacciato, tutto torna. Questa è la parte, purtroppo non va a Google Street View, questa è la parte della fattoria, e qui dovrebbe esserci la casetta. Questa è troppo grande, quindi qui probabilmente no, non può essere che non è mai stata costruita, però questo dovrebbe essere, Fioi. Sto diventando matto per andare a Tenebraiz, nella parte est dove c'è Kyle of Butte, e in quanto magari non tutti sanno che quando io abitavo in Scozia, quando ero giovane, andavo spesso nei fine settimana con il capo e dei colleghi a caccia e a pesca su questa foresta. È un po' particolare per arrivarci in camper, nel senso che ci sono vari traghetti da prendere e c'è il limite dei 6 metri di lunghezza o 5 metri addirittura. A Tenebraiz potrei arrivarci anche scavalcando dall'alto, anziché partire parallelo, ok, come quando partivo un tempo. Noi partivamo con la jeep del capo, prendevamo il traghetto, il ferry e andavamo là. Potrei arrivarci da nord, però sono più o meno tipo 70 km di single track. Le single track lì sono delle strade dove ci passa letteralmente solo pullman, giusto? Poi per carità intervalli regolari, ci sono questi spazi dove le macchine si danno il cambio, qui tu ti metti un po' in parte, ti fermi, passa l'altra auto, eccetera eccetera. Ce n'è una per ogni corsia, chi ce l'ha nella propria corsia si deve fermare, ok? Diventerebbe uno stress secondo me, 70 km, cioè sto pensando ne vale la pena? No, cioè che mi ha emozionato tanto, c'è stato senza ombra di dubbio il posto dove ho vissuto, ma poi per quelle volte che andavamo a pesca lì, voglio dire, vado a fare i giri nelle Highlands in bicicletta, quindi sono posti secondo me anche molto più belli. Quindi io Tenebraiz non voglio fare la volpe che non arriva all'ua, però io Tenebraiz
lo toglierei, anche perché te, si sono dimenticati il vietato cagare qua a Jesolo. no, perché pensavo può essere utile a qualcuno, cioè io in teoria no, perché sono ancora giovane, non sono ancora propenso a fare queste cose, però se uno dice voglio vivere in camper, non voglio avere rotture di coglioni, ha soldi da investire perché magari ha venduto la casa, eccetera, si compra un'area camper, ovviamente in un posto un po' interessante, perché uno deve andare lì a pagare l'area camper, e così incassa i soldi dell'area camper, in più vive lui lì, acqua e corrente. Tra 5-10 minuti cominciamo con la prima fase del torneo. Prova. Ora facciamo un attimo recap delle regole. Volevo sfoggiare una cosa di lusso. I bolli della moto e del camper. Si va che adesso tra tipo 3 anni, non mi ricordo, la moto compie i 30 e quindi non pagherò più il bollo. Pagherò una tassa di circolazione se la voglio usare, che è sui circa 25 euro, adesso non mi ricordo, quindi insomma. Cioè quella Ducati lascia anche bellissimo tutto quello che vuoi, ma ragazzi ogni volta è un bagno di sangue, cioè ogni cosa che fai sei sempre 1000 qua e 1000 là, porca troia. Il camper ad esempio cosa? Anche la catena non ha neanche la cinghia, quindi il camper ogni volta che vado a chiedere al meccanico cosa c'è da fare mi dice niente, perché i tagliandi li faccio già io, quelli dei filtri e dell'olio, hai capito? E quindi mi dice sempre niente, cosa devi fare? Adesso abbiamo chiuso, un po' regolato i cuscinetti delle ruote anteriori e riempito l'olio dell'idroguida. Vabbè, però quelle sono cosette che col tempo, con gli anni senti che c'è qualcosa che non va, ma non accade subito nei mezzi come i furgoni, diciamo così, i camion, hai capito? Cioè inizia pian piano, inizia a sentire delle differenze, allora dice aspetta vado a far vedere, assolutamente nulla di grave, nulla di rotto, però semplicemente nell'idroguida l'olio era andato un po' giù, perché insomma con gli anni è normale, e quindi quando sterzi un mezzo pesante in certe rotonde, in certe situazioni, sembrava che grattasse qualcosa, cioè che faceva tipo brrr, invece no, era la pompa lì dell'idroguida. E i cuscinetti, vabbè, già che c'eravamo li abbiamo regolati, perché si pensava che fosse un problema di cuscinetti delle ruote. Io, scusa se ti faccio i video col telefono, sono sempre più pronto per partire per la mia amata Scozia, tanto appunto Alessia fa la stagione, è tutto nato in concomitanza di questo, insomma alla fine lei fa la stagione, il boccia, i campi scuola, qua e là, e fatta a caso l'assicurazione della moto, fatta a caso scade il 1° aprile, quindi hai capito, varie cose, e l'unica cosa che sto attendendo prima di partire, a parte sistemare sto generatore che vabbè vediamo domenica, mai che vada con Marco con le caldaie, perché in teoria c'è solo da fare una pulizia all'elettrovalvola, ma il computer da lavoro, perché non so se l'ho già detto, mi sono messo in testa vabbè di farmi sto regalo di prendermi un M5 Max, però queste causa crisi memoria e cazzi e mazzi, questa uscita di questi Mac è stata posticipata, deve uscire il 28 gennaio, adesso siamo a febbraio e sembrerà che adesso uscirà a fine febbraio marzo, io il 1° aprile vorrei partire, capito? Quindi con lo strumento di lavoro già pronto, perché appunto se dopo mi arrivano lavori impegnativi io devo perdere il meno tempo possibile. Per questo in questi mesi ho dedicato tantissime risorse di tempo e energia per studiarmi il viaggio in Scozia, quindi tutti i parcheggi, le alternative, se trovo pieno, dove si compra questo e quello, il gas, perché dopo lì so già che avrò tanto lavoro da fare eccetera, e quindi capito non ci sarebbe più tempo per me per visitare la Scozia, quindi ho detto via tutte le tra virgolette rotture di coglioni, come faccio sempre, in fondo le punti nel mondo è nato per questo, e quindi tutti i parcheggi, mi sono segnato 2000 parcheggi proprio anche come alternative, e ringrazio anche Park4Night che mi ha dato una grande mano, e Google Gemini, perché purtroppo adesso stringo, anche perché ho già detto ste robe, purtroppo vado nel periodo turistico, ma considerato le temperature, i luoghi della Scozia dove andrò è meglio così, insomma, ecco. In Scozia ci ho vissuto e so che nella parte sud l'inverno può essere addirittura meno freddo di quello nostro del nord-est italico,
però nelle Highlands lì ti puoi trovare 0 gradi in piena estate. E quindi provo a immaginare neve e ghiaccio se andrei fuori stagione, anche no, su quelle strade che sono single track, cioè dove il camper ci passa giusto lui. No, vabbè, questa devo dirla. Tu non hai idea di quanti clienti io mi prendo per il solo e semplice fatto che rispondo sempre subito, per clienti soprattutto quelli nuovi. E questa è una cosa importante, perlomeno chi mi conosce me l'ha sentita dire da tanti anni questa cosa, che è veramente una grandissima mancanza di professionalità, ma anche di eleganza, di cortesia, di rispetto, il non rispondere ai clienti. E cioè questo fa girare le balle. Cioè io ogni volta che chiedo magari preventivi o informazioni su cose che possono essere ricambi del camper, piuttosto che interventi, piuttosto che cavolo ne so, ok, non mi si risponde. Io vado in bestia. E quindi io già ti ho segnato come un cialtrone. No, è importante sta roba, Fioi, perché veramente ormai vabbè, non parliamo di politica commerciale, non dilunghiamo questo discorso, rimaniamo fermi su questo punto, che è una parte di ciò che dovrebbe contraddistinguere un professionista serio da un ciarlatano. Non parliamo solo della qualità del lavoro, che per carità è importantissima, è essenziale, perché alla fine uno viene da te per quello, ma se non gli dai una buona immagine di te, o comunque anche un servizio, perché se arriviamo non solo a rallentare troppo la risposta, che gli rispondi dopo un giorno, 2 giorni, una settimana, ma proprio non te che rispondi, non gli hai dato proprio il servizio, hai capito? Cosa vi costa? Parlo a tutti quei professionisti che non mi rispondono dopo una settimana, 2 settimane. Cosa vi costa rispondere subito e poi casomai anticipare e dire guarda, siamo pieni, non riusciamo, ci liberiamo fra 3 mesi, 6 mesi, 2 anni, hai capito? Però intanto dico cazzo, questo c'è, esiste, chiedo una cosa, la fa, poi precisa, sì, te la faccio fra 6 mesi, 2 mesi, 1 mese, quel che è, hai capito? E mi aggancio, mi affido a lui, hai capito? Perché lo reputo una persona, un qualcosa di esistente, Fioi, di esistente. Moegano risponde a email, è gravissimo, anche perché stanno tutti ore e ore a perdere tempo sui social e quelle minchiate là e su WhatsApp, e porca puttana nessuno che risponde a email. A volte mi domando che magari che se massa lavoro probabilmente, non so, che vorrei forse a volte in altra crisi. Sto provando le varie combinazioni per mettere la mountain bike quando salirò nei traghetti e quando non ci sarà spazio in certi parcheggi, o quando magari la sicurezza non sarà proprio tipica scozzese. Questa è una soluzione che le consente di stare completamente ferma. Poi per i pedali ho comprato delle buste da pacchi con dentro il pluriball. Rompe un po' il cazzo per uscire, però insomma certo non è una situazione stazionaria, ma è una situazione provvisoria, quindi per la guida sarebbe anche il massimo, anzi solo per la guida, perché così non scende il letto. Questa invece è stata la prima soluzione che avevo visto e secondo me tuttora è la migliore. Lo spazio per sterzare vedo che c'è, lo spazio per cambiare c'è, devo fare una piccola acrobazia per passare davanti, però il letto così viene giù. Però sai cosa stavo guardando? Guarda, anche così, mettendola così, certo ci vogliono sempre le piccole acrobazie per passare, mi va sopra questa parte di scrivania che però io non utilizzo. Il letto viene giù, però può esserci una difficoltà a salire nel letto, in quanto di solito io metto il piede lì per salire. Però è molto più stabile e non ha bisogno neanche di essere legata in questo modo. La stazione dei treni di Tre Baseleghe. No, non suddiociare il treno e non sto facendo la van life fuori dalla stazione dei treni. Mi devo trovare, giusto per contate fake assimi, domani mattina con quel tosato, quel famoso, che è bravo a mettere le mani nei motori a GPL, e pertanto si vedrà di ripristinare il mio generatore, il quale per carità funziona tra virgolette perfettamente, ha solo il problema che ci vogliono 12-13 tentativi per farlo partire a freddo, dopo quella volta che ho fatto il pieno in un distributore in Friuli, purtroppo non ricordo quale, altrimenti ci mettevo il teschio nella mappa, e da lì niente, ma sputtanato tutto l'impianto del gas, cioè il riscaldamento e i fornelli non ne hanno risentito, perlomeno
dopo che ho fatto il secondo pieno da un'altra parte, e il generatore purtroppo devo spenderci adesso soldi per sistemarlo, vedi, sono da denuncia queste persone, però per carità succede che chi vende gasolio contraffatto, gasolio sporco, ok, piuttosto che rovinato, piuttosto che allungato e cose del genere, poi ripaghi i danni ai motori dei veicoli, però in quei casi ripagano quando tu distributore crei un danno subito, immediato a più veicoli, hai capito? Quindi una cosa che si vede subito, che ci sono tanti testimoni di serie: io sono rimasto a piedi, Piero è rimasto a piedi, Tony è rimasto a piedi, Caio è rimasto a piedi, quindi ovvio che è il tuo gasolio e ci risarcisci, hai capito? Diverso e più complesso è quando purtroppo c'è del gasolio o del gas molto sporco, sì, che però non blocca subito l'automobile, oppure ne fa bloccare certe perché hanno un impianto più, diciamo, delicato, sensibile, altre che magari magna più i sassi, se diciamo gli altri, e quindi non ne risentono, ne sentono per poco tempo, oppure col prossimo pieno, i prossimi pieni si rimettono a posto. Quello è un bel problema. Quello è un bel problema, proprio perché, ripeto, crea danni ma non a sufficienza e non a così tante persone per... Dopodiché andiamo anche a trovare Marco, quelle caldaie, che è sempre molto gentile e mi fa... Non te me devo mandare a mia tanti sky, Marco, sta attento, sa tu? Mi fa il controllo del pH del liquido dei termi, più sicuramente, insomma, sicuramente, se necessario, una spurgata e il cambio del liquido, in più la solita tanichetta che io mi tengo di scorta, perché comunque anche se non ci sono perdite, cioè il liquido è fatto sì da quel liquido che fa lui, però anche da acqua distillata, cioè quella evapora prima o dopo, cioè è normale, cioè ha di quelle temperature la caldaia che porca miseria. Quindi mi tengo sempre quella tanichetta di scorta e basta. Questo non solo in previsione al mio secondo trasloco in Scozia, solo che stavolta durerà solo pochi mesi, ma anche perché è giusto, con tutto quello che mi dà sto camper, tenerlo in ordine. Insomma, ecco, alla fine, tra virgolette, l'unica cosa che ho, nel senso, a parte le bici e la moto, è sempre tutto qua dentro, hai capito? Camper e tutto, è tutto qua, quindi è la mia, materialmente parlando, è la mia vita, insomma, ecco. Poi non è assolutamente la mia vita, però materialmente parlando sì, cazzo, io ho voluto poco ma buono, quindi creare sta roba qua, sta roba unfiata da gente spostata del vivere dentro un camper, insomma, ecco, un camper, come dico io, non è certo il camper dei miei sogni, però comunque quella volta ho scelto un camper serio, ho avuto una fortuna pazzesca, per carità, in più anche la fortuna pazzesca di aver avuto amici e parenti che mi hanno dato una mano a fare lavoretti e sistemare, eccetera eccetera, quello senza ombra di dubbio, e basta, insomma, ecco, non è che cosa raccontate la storia della mia vita. He's a smooth